Si chiama Parata senza barriere, è una manifestazione che avviene a Favara ormai da qualche anno nel periodo natalizio per la condivisione, per lo stare insieme, proprio per abbattere tutte le barriere, sia quelle fisiche sia anche quelle mentali. Se in tutto il mondo il Babbo Natale arriva con la slitta e con le renne, qui in Sicilia e a Favara in particolare, come potete vedere, il Babbo Natale arriva col carretto siciliano, uno dei più bei simboli della nostra regione. Sono tante le associazioni che hanno deciso di partecipare a questo evento proprio per l'importanza e per il tema trattato. Non ci devono essere barriere, e quale migliore occasione per trascorrere un Natale in allegria, un Natale insieme, per essere, come si suol dire sempre, più buoni. Questo è la Parata senza barriere di Favara. Il nostro messaggio principale è quello di inclusione e solidarietà, perché è un Natale per noi senza barriere e Favara lo sta dimostrando con la presenza di tante associazioni. Come si può vedere dal pubblico, ancora devono arrivare ancora altre associazioni, quindi credo che anche quest'anno sarà un successo come l'anno scorso. Quest'anno la terza edizione della Parata di Natale, come avete visto, come vedrete prossimamente, ci sarà anche un gruppo folcloristico, ci sarà un carretto siciliano che è il perfetto intreccio tra le tradizioni del passato e quelle contemporanee. C'è un po' di americano, c'è un po' di siciliano, c'è un po' di tutto, ma c'è soprattutto tantissima allegria e tantissima voglia di festeggiare le feste natalizie con l'armonia giusta. Appunto sì, la condivisione, l'inclusione, l'integrazione, abbiamo cercato di creare la magia del Natale nel condividere tutto assieme, per regalare dei sorrisi a chiunque sia presente oggi. E oggi sono in tante le associazioni, i semplici cittadini che hanno voluto condividere questa bella iniziativa. Appunto per questo sì, noi siamo felici di questo, è quello che vogliamo lanciare, questo messaggio di fare rete e insieme si riesce ad arrivare a uno scopo ben più rafforzato. Sì, quest'anno rispetto a tutti gli altri anni la nostra particolare camminata natalizia, la solita Christmas Runner, che è arrivata alla 7ª edizione, quest'anno ci siamo uniti proprio con la parata organizzata qua dalle associazioni in festa, quindi stiamo facendo una bella e grandiosa camminata natalizia con la condivisione di tutti i ragazzi. Beh, noi siamo già alla terza edizione. Quando i runner e le associazioni ci hanno chiesto di partecipare, siamo stati ben lieti come associazione SD Favara Bike, perché ci sentiamo di arricchire con la nostra presenza anche il Natale di Favara. Noi soprattutto quest'anno con i disabili ancora di più valore prende questa passeggiata, che noi faremo in modo di ripeterla sempre negli anni. Il Natale è la festa più bella dell'anno, ma se si vive con questa condivisione assume senz'altro un valore in più. Assolutamente, le associazioni in festa sono per noi veramente una parte fondamentale della comunità, perché riescono a creare questa armonia, questa sinergia tra tantissime associazioni presenti a Favara, riuscendo a portare qualcosa di bello che anzi secondo me dovrebbe essere molto più pubblicizzata fuori, perché sarebbe di grandissima attrattiva anche per gli altri paesi. Una iniziativa bellissima, l'anno scorso riuscitissima, quest'anno ancora meglio, ci stiamo divertendo nel clima natalizio e sono azzerate completamente eventuali differenze, eventuali difficoltà. Oggi siamo tutti uguali a marciare, a passeggiare per la città in un clima di festa, sembra un carnevale anticipato. Una condivisione veramente di associazioni, di liberi cittadini della città, che vuole dire sì alla condivisione, sì allo stare insieme. Oggi c'è Favara per le vie della città, ci sono le associazioni, ci sono i gruppi, ci sono le persone, i cittadini normali, ci stiamo divertendo tutti assieme.